sarebbero ritornate se avessero continuato a comportarsi in quel modo. Ammonì che il male causerà persino la malattia delle mele, dell'uva, delle patate e di qualsiasi frutto. Ribadì inoltre di non bestemmiare perché è un gravissimo peccato che offende molto Dio. Teresa cominciò a recarsi verso casa mentre la signora si diresse dalla parte opposta. Dopo 10 metri la piccola Teresa si voltò indietro e gradualmente la vide sparire. Arrivò a casa e comunicò alla popolazione quello che aveva visto ed udito e che la signora sarebbe tornata presto, ma non sapeva dove. Molti però non credevano. Intanto il colera faceva molte vittime e la popolazione usava andare in chiesa a dire il rosario. Il 27 settembre, durante la recita del rosario serale, era presente anche la piccola Teresa. D'un tratto le appare la celeste signora che la invitava a salire verso il coro. Salì. Quando giunse, la Madonna prese la mano di Teresa, la quale vedeva tutta la chiesa illuminata come a giorno. Fecero il giro dell'altare sino alla porta della chiesa, mentre Teresa esclamava che la vedeva bene e che la stava tenendo per la mano. Nessuno però vedeva nulla. Giunti alla porta della chiesa, la Madonna la salutò dicendole addio e sparì. Ma la gente era ancora rimasta un po' incredula e voleva un segno. 3 giorni dopo, il 30 settembre, durante la recita del rosario, Teresa vide per la terza volta la Vergine Maria che le faceva cenno di salire sulla parte sinistra del coro. Le persone presenti la incitarono a salire e a farsi rilasciare un segno. Quando Teresa si trovò dietro all'altare, la celeste signora le impresse una croce bianca sulla mano destra. Uscita dalla chiesa, si diresse verso il borgo mentre la gente la seguiva e chiedeva dove fosse la Vergine. Ella rispondeva che era proprio lì, accanto a lei, e che poteva toccare le sue vesti. Ma la popolazione che stava pregando non la vedeva. Il padre, venuto a conoscenza dei fatti, vedendola, la chiamò. La Madonna, a pochi metri da casa sua, le raccomandò per la terza volta di dire a tutti che non bestemmiassero e che santificassero le feste non lavorando. Poi scomparve alla sua vista. Tutti, dopo quell'apparizione, poterono vedere la croce sulla mano e si misero a pregare e ringraziare la Madonna per quei fatti. In seguito, dopo una breve permanenza a Cividale del Friuli, nel 1856 la piccola Teresa fu accolta nell'Istituto Derelite da poco fondato da padre Luigi Scrosoppi. Vi rimase per 4 anni. Poi uscì e tornò a Cividale nella casa del parroco Don Pietro Bernardis e continuò per 4 anni ad essere seguita dalla sua maestra. Desiderava farsi religiosa, ma era in difficoltà perché non sapeva né leggere né scrivere. Probabilmente durante un pellegrinaggio a Castelmonte le apparve di nuovo la celeste signora, che le disse: va pure in convento e quando dovrai recitare l'ufficio lo saprai come le altre suore. E così fu. Nel 1864 fu ammessa tra le aspiranti della Congregazione delle Suore della Provvidenza. Nel 1868 abbracciò i voti solenni assumendo il nome di Suor Rosanna Maria. Fu mandata per un certo tempo a Cormons, a Orzano e ad Udine. Essendo malaticcia, era di sorveglianza alle fanciulle durante la ricreazione. Per ordine di padre Luigi, aveva sempre cura di tener ben coperta con la manica dell'abito la croce impressa sulla mano. Egli chiedeva alle suore umiltà e carità e la stessa Suor Maria Osanna non cedette mai alla curiosità delle ragazze con cui aveva a che fare. Suor Rosanna passò gli ultimi mesi della sua vita a Udine, nell'infermeria delle suore. Padre Luigi veniva spesso a confortarla. Spirò il 17 agosto del 1870.
Tutta la popolazione locale di Portsous conservò e tramandò fedelmente il ricordo di tale evento prodigioso. La gente osservò che per vari anni nel prato della prima apparizione c'era uno spiazzo sempre fiorito. Nel 1855, con l'aiuto e il sacrificio di tutti, sorse una piccola e graziosa cappella che divenne punto di riferimento e di preghiera per tutta la popolazione. Portsous è una frazione del comune di Atimis ed è uno dei tanti paesini delle Prealpi friulane. Le malghe di Portsous sono conosciute a livello nazionale per il famoso eccidio dei partigiani della Brigata Osopo che è avvenuto nel febbraio del 1945. Partigiani che sono stati poi sepolti nel Bosco Romagno, come abbiamo ricordato anche sul video che trovate nella scheda sopra. È conosciuto però anche per un evento mistico avvenuto nel settembre del 1855. Si tratta della nota apparizione della Madonna alla piccola Teresa d'Us, una bambina del paese che non aveva ancora compiuto 10 anni. La prima apparizione è avvenuta nel Prato della Dolina, dove 30 anni dopo è stata costruita la cappella che ancora oggi è meta di pellegrinaggio. Le successive apparizioni invece sono avvenute nella chiesa del paese.
In un primo momento i genitori e la comunità non credevano a questi racconti della bambina. A seguito dell'apparizione, però, sulla mano sinistra di Teresa è apparso un segno che lei ha detto essergli stato impresso dalla Madonna stessa. Si trattava di un segno che ha destato molto clamore nel paese e che consisteva in una crocetta di circa 3 centimetri di colore oro. Nonostante i genitori e anche altre persone incredule avessero cercato di cancellarla sfregando e lavando, la crocetta dorata risultava assolutamente indelebile. Poco tempo dopo, a causa di un'epidemia di colera, Teresa è rimasta orfana. Fu portata così a Udine, nella casa delle derelitte di Don Luigi Scrosoppi, il prete friulano che nel 2001 è stato dichiarato santo da Giovanni Paolo II per l'esempio di carità che ha testimoniato in favore delle tante bambine orfane a causa di queste epidemie che allora imperversavano in Friuli. E noi abbiamo fatto la salita, anche voi vi invito. Preghiamo un'Ave Maria in preparazione alla Santa Messa, ma in sacrestia puoi portare, sì. Preghiamo un'Ave Maria in ringraziamento perché ce l'abbiamo fatta, la salita, no, a piedi, come penso la gran parte ha visto, non penso tutti. E ringraziamento alla Madonna che ci ha portato fin qua. E per tutti coloro che non mettono Dio al primo posto. Il Signore ha fatto il mondo in 7 giorni, ci ha chiesto solo uno, la domenica, per la Santa Messa, per onorare il nome di Dio. E nel mondo tanti mettono le cose del mondo al primo posto. Quindi preghiamo questa Ave Maria in riparazione per tutti i nostri fratelli che non hanno ancora capito che Dio deve essere al primo posto. E in preparazione per la Santa Messa. Ave Maria. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Buongiorno, dober dan. Slavo. Non puoi tradurre. Come? Sì. Vabbè, se loro si dicono. Ecco. Ah, ho capito, sì. Ecco, siamo nel santuario della Madonna dove è apparsa 2 volte dietro l'altare il 26-30 settembre del 1855. Mooi dirti che Maria Bacchus priказала in 30 settembre leta Tito Pedro. La prima apparizione è dove è adesso la cappellina, prima non c'era. Prvo prikazovanje je bilo, kjer je zdaj kapela, posvečena Janka, 8. septembra, se pravi na Mali Šmaren, prej tam kapele ni bilo, da zgrajena ravno zaradi tega. Don Bodgan parlerà, ecco, nella predica, io aggiungo soltanto che il messaggio delle 3 apparizioni è questo: santificare le feste, la domenica, e rispettare il nome santo di Dio. Prikazovanje, to da želijo zakasniti nedelje in ne pravi 2. in 3. agosto. La Madonna è apparsa ad una bambina di questo paese, nata qui, Teresa Dulce, aveva 10 anni. Maria se prikazala 10 stari desetletine je bilo Terezi Dušine, 20. majskega kraja. L'anno dopo sarà portata a Udine nell'istituto del futuro santo friulano San Luigi Scrosoppi. Naslednje leto so speljali v Udine, se pravi tam bi rekli, da je ustanovil Furlan, ki je svetnik Don Scrosoppi. A 18 anni sente la vocazione di farsi suora e diventa suora della congregazione che San Luigi aveva fondato, le suore della provvidenza. In pri 18 se odločila postala redovnica v tem redu sestre Božje previdnosti, bi rekli, ki je ustanovil ta Luigi Scrosoppi. Ecco, morirà molto giovane, un mese a compiere 25 anni. Umrla je mlada in začela stara v letu 25 let. Questo santuario è da circa 30 anni che è conosciuto, prima era rimasto soltanto e delle suore della provvidenza. Romarski kraj je ta cirka znana sedaj 30 let, prej so 100 let živeli domačini in pa te sestre Božje previdnosti. Adesso da circa 15 anni noi abbiamo saputo che la Madonna ha parlato nella lingua. In un dialetto, il Pomasse, era l'unica lingua che veniva parlata qui a Porcios e quindi la Madonna ha voluto parlare alla bambina in sloveno. Pravi 15 let je zagotovo tudi dokumentirano, je Marija govorila po naše, kot reče, tudi po dialektu, ki so ga tukaj govorili v slovenskem jeziku. Ecco, quindi circa 15 anni fa era qui in mezzo a noi anche un frate italiano, nato Santa Lucia di Jonzo, e lui si è sentito come incaricato di far sapere a bambini questi avvenimenti avvenuti in questo paese. Tudi prišel je duhovnik, ki je bil Sloven, rojen v Sveti Luci, pravi Soči, in je potem začel tu razširiti to vedenje o tem, da je tukaj Marija govorila slovensko. Ecco, si chiama Santa Lucia di Jonzo. Ecco,
In seguito a questa diffusione, ecco che la Madonna di 15 anni siano con varie più di 2 sloveni. Takrat je pa do danes je tukaj maševalo več slovenskih, Anche qualche vescovo sloveno tudi kakšen škof slovenskih e anche il cardinale Frank Rodè. in tudi kardinal Franco Rodesi. Ecco, al termine della Santa Messa saremo tutti invitati, ecco, a fare un piccolo pellegrinaggio dietro l'altare, ecco, dove è apparsa la Madonna. Po končani tudi maši bomo prišli okoli oltarja, kajti Marija se je prikazala v zboru za oltarjem Tereziji. Sì, lì vedrete come un buco ben preparato, ma lì non c'entra con le apparizioni. Gli abitanti del paese 30-40 anni fa, essendo la chiesa piccola, avevano fatto gli strumenti per la pulizia della chiesa. Dopo noi abbiamo cambiato quel luogo rendendolo più dignitoso. Infatti la Madonna è apparsa e ha parlato sul piccolo pavimento che anche noi calpesteremo con i nostri piedi. Se pravi, naše noge bojo stale na tem tlaku, kjer je stala tudi Marija, je rekel, da pred leti še prej so naredili domačiji zdajle na mišo, tudi da so bilo držali metne in stvari za čiščenje cerkve, a zdaj, da je pa tu so dali pač bolj naredili, da je malo bolj podobno, na sliku. Ecco, questa per noi è la dell'ammalato, che noi celebriamo 3 volte all'anno, la seconda domenica di giugno, luglio e agosto. Gli ammalati anche non ci sono motivi, però noi preghiamo perché non c'è nessuna famiglia che non ha con la benedizione finale, ecco, andrà ai nostri parenti ammalati chiedendo la benedizione del Signore e della Madonna. Tukaj so vsako leto 3 maše za bolnike v juniju, juliju in La seconda domenica di to je, se pravi, druga maša letos za bolnike in čeprav bolnikov morda ni tukaj, da tudi kdo med vami je bolnik, gotovo, jaz sem bolnik, ampak je smisel to, da molimo za tiste v družinah, tiste, ki jih poznamo, ki so bolni in bo na koncu svete maše tudi blagoslov z najsvetejšim in vse te maše izročamo bolnike v Božje naročje. Ecco, ho piacere di far sapere che questa è la prima Santa Messa per gli ammalati che celebriamo in sloveno. In to bo prva maša, ki bo malo bomo slovenski, malo po italijanski. Ecco, termino col dire così che questa iniziativa di pregare per gli ammalati ci è stata ispirata dal defunto arcivescovo Alfredo Battisti, che una volta venendo quassù aveva augurato auguro Gesù diventi una piccola Lourdes. In ta ideja, ta pobuda za to, da se te maše za bolnike prihaja od prejšnjega škofa, pokojnega Batisti, videnskega škofa, kajti zdaj smo v videnski špi. In on je tukaj enkrat prišel in je rekel, da želi, da bi počin postal problem ljudi. Ecco, vediamo che una delle cose belle e importanti è l'incontro della Madonna con gli ammalati. In nekaj lepega, da se Marija sreča z bolniki. E quella Madonna della salute. Tukaj je tudi slika, Sveta Marija zdravlja. Puoi dire una parola di questo quadro? Dopo guardate bene quel quadro, è intitolato La Madonna della Salute, perché è stato ordinato
di Porcius nel 1880 più o meno, per la Madonna di averli liberati, che era venuto proprio nell'anno delle apparizioni e che in tutta Europa aveva ucciso quasi 20 milioni di persone. Se pravi proteklo ravno v času, ko je bila v Evropi kolera, je umorila ljudi in v zahvalo, da je Marija tukaj v Pečinju rešila kolere, tudi tukaj so umirali ljudje, tudi župnik je umrl, anche paroko je stato. Anche il padre, sì. V zahvalo so potem leta 1880 dali ljudi alla vigilia della seconda apparizione, qui il colera era cessato. ker je na vigilijo drugega prikazovanja se kolera v Pečinju prenehala. Allora, l'ultima cosa, proprio la data, ecco, in italiano, Sveta maša v italijanščini, però la prima e la seconda lettura saranno lette in sloveno. prvo in drugo perilo bo v slovenščini, ker imate italijani hanno questo Il foglio, ecco. E tutti saranno un po' italiani e un po' sloveni. Il primo sarà in sloveno, poi faremo l'Alleluia assieme, Glorio in sloveno, il Sanctus italiano e poi da dentro di volte. Don Bodegan interverrà anche per comunicare anche voi amici sloveni un po' in tutto. Scusate, ma si doveva per vivere bene questa nostra liturgia. Začnemo kar prvo svetlijo. Pratili roža Marija. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Nell'inizio della Santa Messa riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole, opere, omissioni, colpa, mia grandissima colpa, e supplico dei Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia e perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, Cristo, pietà. Signore, pietà. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi.
tu che togli i peccati del mondo, togli la nostra. Tu che tra del Padre, abbi pietà, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria del Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Dio, che nell'umiliazione risollevato l'umanità dalla sua caduta, donaci un rinnovato gioia pasquale, perché liberi dall'oppressione della colpa partecipiamo alla felicità. Nostro tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Derido iz knjige Preroka Zaharija. Silno se raduj, hči Sion, vzklikaj, hči Jeruzalemska. Je in zmagovit. Krotak je in jezdi na osličku, na žrebetu osice. Uničil bo vozove v Efraimu in konje v Jeruzalemu. Uničil bo bojni lok in narodov mir. Njegova oblast bo segala od veletoka do koncev zemlje. Božja beseda. Moj Bog in moj kralj, hočem te poveličevati. Moj Bog in moj kralj, hočem te poveličevati. Slaviti tvoje ime na vekov veke. Vsak dan ti bom prepeval slavo, hvalil bom tvoje ime na vekov veke. Moj Bog in moj kralj, hočem te poveličevati. Gospod je milostljiv in usmiljen, počasen za jezo in velik v dobroti. Gospod je dober vsakomur, usmiljen je z vsemi svojimi deli. Moj Bog in moj kralj, hočem te poveličevati. Gospod, hvalila te bodo vsa tvoja dela, tvoji zvesti te bodo slavili. O slavi tvojega kraljestva slavili, o tvoji mogoči pripovedovali. Moj Bog in moj kralj, hočem te poveličevati. Gospod je zvest v vseh svojih besedah, dobrotljiv v vseh svojih delih. Gospod podpira vse, ki padajo, dviga vse, ki so potrti. Bog in moj kralj, hočem te poveličevati. Berido iz pisma apostola Pavla Rimljanom. Bratje in sestre, vi ne živite po mesu, ampak po duhu, če le prebiva v vas Božji duh. In če kdo nima Kristusovega duha, ni njegov. Če pa prebiva v vas duh njega, ki je obudil od mrtvih Jezusa, bo on, ki je obudil Kristusa od mrtvih, po svojem duhu, ki prebiva v vas, priklical v življenje tudi vaša umrla telesa. Potem vsakem, bratje, nismo dolžniki mesu, da bi živeli po njem. Če namreč živite po mesu, boste umrli, če pa z duhom mrtvite dela telesa, boste živeli. To je Božja beseda. Alleluja.
lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché ai piccoli hai rivelato i misteri del regno. Alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse: Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Venite a me voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Io infatti è dolce e il mio peso leggero. Parola del Signore. Saluto a tutti i presenti, tutti i pellegrini che abbiamo sloveni. Un saluto speciale di ringraziamento a Don Vittorino che mi ha invitato oggi celebrare Santa Mela, questo luogo santo. Poi anche a Don Giuseppe Luz che ha lo stesso nome come recente, la quale appare. Ancora una speciale salute al nostro vice sindaco, visto che è venuto da Lista, mi sembra poi anche nominato abbiamo Florelli, Davide, Raffaele di iniziano con G. C'è anche una signora che è nata a Borgo, Arianna, adesso è così che si chiama la Porta, via, il suo datore era tanti diversi posti. Saluto a tutti. Un speciale saluto come ha detto la vice sindaco, la signora Antonio. Sono molto contento, molto grato a lui, anche al vostro sindaco di Appini, o il terzo proposito. Non è presente adesso. Abbiamo parlato che si può fare qualcosa su questo luogo, il problema. Ha detto Don Vittorino che fino adesso sono venuti più di 150 sacerdoti, già quasi tutti vescovi, però il problema è la strada che non
avvenire con Stato, sono solo due gruppi allargare questi spazi attraverso e adesso non sindaci anche la questione di involversi di Romino di Covarese, poi di Destra e altri sindaci intorno, anche qualche parlamentare, che si trovano per allargare così questo sarà ancora più aperto per la Slovenia e tutto il mondo, perché via anche su queste intenzioni e anche preghiamo che queste intenzioni diciamo leader politici diventano tanti, dove bisogna tanto lavoro. Siamo qui per pregare per i malati, sono tanti i malati di cancro, di diverse malattie aggressive, malattie fisiche, non dobbiamo dimenticare. Durante questa Santa Messa vi offriamo a Dio, chiediamo a Dio che ci sarà c'è un altro punto di vista pensiero mi viene di appunto ha detto che vuole che si sviluppa un lavoro, però anche noi possiamo fare qualcosa per noi. Se sarebbe meno la telefonini e computer, la nostra salute, io cibo sano, la nostra salute migliorerà. Altre persone. Vi ricordo uno dei primi incontri con Vino è stato quando abbiamo insieme presentato la nostra città civile del voto, era il diritto di libertà. San Cirilio e Metodio, progetto per l'Europa. Dove va? Dove? Cosa succede? Cosa succede? Durante il viaggio ho parlato con il Signore. Non ci sono nozze, non bambini, non sono gente presa. In Oriente noi abbiamo 7 peccati, io non so elencare in italiano, peccati dice da voi. Un altro vizio, un altro peccato. E questo è tristezza. Tristezza è una malattia. Dio ha creato il mondo, Dio ci ama e noi vogliamo ucciderci. Qualcosa non va. Dove siamo? Vogliamo cambiare sempre, vogliamo questo, non siamo contenti, non siamo capaci di rallegrarci delle cose molto semplici. Per questo io penso che tutta questa zona, guarda, è una ospedale dove viene gente per trovare pace, quello di oggi. Tutti che siete stanchi, trovate pace.
le meditazioni, il induismo, e gente va lì. Anche noi cristiani abbiamo meditazione e preghiere. A noi non è una mantra che risolve la nostra vita. C'è Dio, siamo in Dio, il Santo Spirito. Dio abita in noi e noi in Dio. E penso la possibilità di trovare pace quando si viene a Porzucco. Spesso gente ha bisogno. Sarebbe un grande peccato se voi volete fare un turismo di massa, come per esempio a Boca, portare entertainment per attirare la gente. Questo è sbagliato. Se qualcuno vuole sentire rumore, va a Udine, va a Nova Gorico. Qui dovrebbe non è un'area buona per fare camminate, per pregare, per anche forse mangiare cibo sano. Perché quelli americani che hanno multinazionali negozi, hanno tutta l'industria del cibo, per esempio Bill allora non mangiano questo che vendono nel supermercato. Loro mangiano cibo che è prodotto a uova, che zucchero contadini, carne di animali che sono allevati e poi bevono acqua di sorgente. Acqua e H2O, due A, lo dico, è un O, ossigeno. Però non tutte le acque sono uguali. Acqua può essere anche dentro veleni, possono essere dentro, non so in italiano, queste diverse cose che producono anche malattie. Come è importante bere un bicchiere di acqua pura. Questo avete voi possibilità qui, con l'aiuto di Maria, sicuramente. E penso che per questo santuario adesso abbiamo un tema scoperto. Cosa si può fare? Preghiamo anche per questo, che diventa davvero questo santuario un posto dove gente viene per anche tutti i luoghi intorno, dove gente viene per trovare rallegarci di questo. Because restoration provides parco verde del lago tutti vedete a Craig strade come Tony Torino, che lavora Torino in casa di Nosite, non so se lì non ha avi, lì sono tutte le messe a Craig, chier le chiedo io, bravo, e chiesto giro, che poi è la nascita evangelica. Positiv. Jest proces izbili počitnik. Je najbolj počitnik danes smo preobremenjeni z novimi stvarmi. To pomembno je tudi skrb za naše zdravje. Če bi pili čisto vodo, izjezirati. Ora je lahko tudi malo so težke kovine, tudi povzroča rak. Viene sempre storie stabili
non siamo quelli all'occorso. No, che non bravo io, chi problema? Forse tu che fare bravo, hanno visto come me bravo, non mi bravo, non avevano scoprito la così. Zakaj jemo tako meso, kot ga jemo, bogataši, pravno ravnane na pašniki in do jajca, ki se palo. Pa se palo tistih Ajde, mi tukaj celo to področje, ljudje so delovali hrano in kakšni gostišči, romani, vi, hrana, prišli sem, da se upravlja, ki postava in center zdravljenja. Vi, to je lepa ideja, rešila, koliko pa če smo si za to prizadevali, v začetku pa se rekel, da je to tudi končupan mesta, nove uritke, eno je prav. Ker Slovenci damo zelo veliko na ta kraj, radi porodimo. Cesta ni dovolj široka. Dva ovinka reši. In morda bi ali parkirišče z avtobusom obrača. In zakaj ne bi se skupaj prizadevali, vsi župani na obeh straneh meje, ko bo Vita, Evropska prestolnica kulture, da bi mogoče tega pogosto, zato da bi slovenski romani lahko prirodnali tudi z avtobusom. Tako, prosimo tudi vse te namene za naš narod. Jaz pravim, Božin je prerokal Slovencev. Ne v nedeljo delati in ne prekiniti. Mi mislimo, da stvari močno. Noi pensiamo che le cose sono divise, ma non sono divise. Non lavorare domenica per le feste, non bestemmiare. Pensiamo che possiamo lavorare domenica, ma poi domani facciamo no. Tutto è connesso. Se lavoro per questo incide poi nel mio lavoro, nella mia famiglia. Perché oggi Europa? Perché anche legge europea è contro 10 comandamenti. Noi pensiamo che non le conosciamo, che tutto è diviso, che tutto è isolato, ogni nostra azione è isolata. No, le nostre azioni incidono adesso la guerra ucraina. Stanno tante per siamo proprio qui per dire, no tutti sono problemi che si dovedono da moramo stati mai, la vita oggi è risposta deve ora del male. Io non può entrare nella persona pieni di orgoglio, pieni di qualcosa. Non ci posso. Prima dobbiamo pensare e oggi siamo chiamati che diventiamo piccoli. Perché quando diventiamo piccoli, Dio può dare fino all'inizio. Adesso io non sapete no, credo Dio, nato dal Padre, prima di tutto. Io sarò se io ero generato non creato, sostanza del Padre, per mezzo
scese dal cielo e per opera dello Spirito Santo fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore che dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato. Ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli, abbiamo accolto nel cuore parole di lode, di tenerezza, di mitezza e di umiltà, di giustizia e di pace. In noi riempia d'amore la preghiera. Preghiamo insieme, diciamo, donaci Signore un cuore umile. Per il popolo santo di Dio, alla scuola del Maestro Divino, uno avverta l'urgenza di testimoniare con umile pazienza e la vita buona del Vangelo. Preghiamo. Donaci Signore un cuore umile. Gli amministratori della cosa pubblica, servizi di bene comune, sia prioritario nel loro pensiero e nelle loro azioni. Adesso tempo ed energie con attenzione ai poveri e ai disagiati. Preghiamo. Signore, un cuore umile. Per i lavoratori del mare, il loro lavoro benefico per l'economia dell'intera società, favorisca sanamente, contribuisca alla concordia e alla solidarietà tra i popoli, sia dignitoso e remunerato. Preghiamo. Per la nostra vita. Il periodo estivo risvegli in noi l'orrore per le bellezze del creato e ritempri il corpo e lo spirito come oasi benefica nella frenesia delle nostre giornate. Preghiamo. Donaci Signore un cuore umile. Ognuno di noi pensi alle proprie famiglie, ai propri malati e rivolga Signore la preghiera per loro. Prosimo si dai v tem trenutku za naše bolnike. Spirito Signore, che il Signore renda il nostro cuore simile al tuo e la bontà senza prendere con gola allieta e dono. Tu che vivi nei secoli dei secoli.
Mie sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore sia con voi. In alto il nostro Dio. Diamo grazie al nome nostro Dio. È veramente fortunata renderti grazie e innalzare a te vivo, e di loro. Dio onnipotente ed eterno, dal quale tutto l'universo riceva energia e vita. Ogni giorno del nostro pellegrinaggio sulla terra è un giorno nuovo del tuo amore per noi, segno della tua vita immortale, poiché possediamo fin da ora le primazia del tuo spirito, nel quale hai visto dai morti, e viviamo nella attesa che si compia la beata speranza nella Pasqua eterna del tuo Re. Per questo mi converto insieme agli angeli cantiamo a una sola voce l'inno della tua gloria. Padre, santo, fonte di ogni santità, santificato la tua passione, ai tuoi discepoli, prendete e mangiate tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il pane, rese grazie e diede ai suoi discepoli e disse: prendete tutti, questo è il calice di Dio, il sangue, nuova ed eterna, dato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando questo memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, vi offriamo, Padre, il pane della vita, il sale della fede, e ti rendiamo grazie per averci alla tua presenza, a compiere il
Ricordati, Padre, della tua chiesa diffusa su tutta la terra e qui, col vostro Santo Cristo, ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Prendila perfettamente unione con il nostro Papa Francesco, il nostro vescovo Adriano Giusto, l'ordine sacerdotale. Ricordati di nostre sorelle, tornati della speranza della risurrezione, che hanno così e di tutti che ci appelliamo alla tua presenza. Amen che a volere la ricevo, di noi tutti abbi misericordia, di aver fatto per l'eternità, per avere la famiglia della Madre di Dio, con Santa Grazia, con Gesù, con gli apostoli, con i nostri santi padroni, San Giovanni Battista, Santa Lucia, Santa Andrea Apostolo, San Papa, San Luigi Sicrotti, con tutti i santi, in ogni tempo e fuori tempo, e in generoso Dio, canteremo la tua gloria. E anche ricordiamo la famiglia dell'altro e il mondo, i viventi, la famiglia dei viventi. Dello Spirito Santo, gloria per tutti i secoli dei secoli. Preghiamo insieme con fiducia al Padre nostro. Padre nostro, che sei sia santificato, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimettiamo i nostri debiti, come noi ci rimettiamo ai nostri debitori, e non Voce nasce, visione dei vostri cieli, voi vivi voi carriere, voi gloria, a dei vostri fratelli, in occulti la nasce che, a tutti non possiamo suoi in Ucraina, Yahweh, sempre Krishna, Buddha. Liberaci, Signore, dalla stima, la pace, l'aiuto della tua miseria.